Le locali dell'Asolo Volley, in tenuta nera, nel primo set alla vostra sinistra, giocano con Irene Dussin alzatrice, Susanna Favaro opposto, Sonia Gatto ed Erika Maggiotto schiacciatrici, Valentina Bazzacco e Alice Andreatta centrali, Laura Dussin libero. L'allenatore è Fabrizio Sabbadin. Le ospiti dell'Union Volley Jesolo, nel primo set alla vostra destra, guidate da Massimo Polesel e Stefano Polato, schierano Beatrice Polesel alzatrice, Elisa Muzzupappa opposto, il capitano Ilenia Bars e Letizia Carron schiacciatrici, Maria Elena Montagnier ed Erika Cortello centrali, Silvia Martin libero. Asolo riesce a bloccare gli attacchi delle bande jesolane, avvantaggiandosi sul 9-6 grazie al muro vincente della Bazzacco sulla Carron e alla doppia in palleggio della Polesel. Nello Jesolo Arianna Guiotto rileva l'opposto Muzzupappa. La Bazzacco ferma il primo tempo della Cortello, dando alle locali il massimo vantaggio sull'11-7, ma le ospiti con la Polesel mettono in difficoltà la ricezione trevigiana, azzerando il distacco sul 15 pari. Le veneziane colpiscono più volte in contrattacco con Ilenia Bars, che poi va segno anche in battuta, causando l'errore di Laura Dussin. Sul 17-17 Jesolo fa il break, volando sul 21-17, ma il servizio punto della centrale Eleonora Panazzolo, subentrata all'Andreatta, innesca la rimonta delle asolane, che annullano 3 palle set alle ospiti, raggiungendole sul 24 pari, con 2 muri vincenti consecutivi di Dussin e Bazzacco. Lotta serrata ai vantaggi, l'ottima Bazzacco cancella il quarto set point, poi Asolo marca i punti decisivi col contrattacco vincente della Gatto e col muro di Alice Andreatta, conquistando il primo set per 29-27. Nello Jesolo Arianna Guiotto è confermata in campo al posto della Muzzupappa. L'efficace sistema muro difesa di Asolo e i contrattacchi a ripetizione di Sonia Gatto e Susanna Favaro creano il vantaggio delle trevigiane, che staccano le ospiti sul 7-4. Le ragazze di casa migliorano in tutti i fondamentali, mantengono una netta supremazia a muro, sfruttando al meglio le qualità tecniche delle attaccanti grazie alla pregevole regia dell'esperta Irene Dussin. I problemi di Asolo, peraltro, derivano principalmente dalla ricezione insicura, che permette alle veneziane di rientrare in partita sul 14 pari, grazie alle azioni vincenti della banda Ilenia Bars e della centrale Maria Elena Montagnier, le più incisive tra le ospiti. Le alzate al bacio della valida Dussin innescano perfettamente la centrale Bazzacco, micidiale su primo tempo, e le asolane riguadagnano un margine di 3 punti, espandendolo ulteriormente nel finale. Jesolo si eclissa e subisce le azioni avversarie senza reagire. Le trevigiane accelerano colpendo col mani fuori di Sonia Gatto e col muro vincente di Alice Andreatta. Poi la schiacciata della stessa Andreatta scavalca il nastro cadendo nel campo veneziano e Asolo fa suo il secondo parziale per 25-19. Il terzo set ha un avvio equilibrato. Gli errori della ricezione asolana tengono in gara le ospiti, ma l'ottima Valentina Bazzacco crea il break colpendo più volte su primo tempo e a muro. Occhio che abbiamo ancora attacco a 3, quindi muro a 1 ognuna e dentro le mani in campo. Ci siamo aggressivi da Dio perché tiriamo su ancora la difesa. La centrale numero 5 mette a terra ogni palla, vincendo nettamente il confronto con le avversarie. Jesolo ci mette del suo, sbagliando troppo in ricezione e negli appoggi, e le locali prendono il volo sul 13-8. Nei momenti di difficoltà bisogna dar tutto, ok, quando vedrò che diamo tutto su ogni pallone allora vuol dire che siamo in partita, altrimenti siamo già a casa, chiaro? Avanti! Coach Polesel chiede alle sue ragazze di metterci il cuore, ma la ricezione veneziana continua a perdere colpi, obbligando Beatrice Polesel a un gioco prevedibile con palla alta in banda. Il solido muro trevigiano neutralizza gli attacchi di Bars e compagne, proiettando le padrone di casa sul 20-11. Chiara Panazzolo sostituisce la Favaro ed è proprio il capitano a firmare il successo dell'Asolo Volley, col mani fuori che chiude sul 25-16 il terzo set e l'incontro. Questa sera abbiamo giocato un po' male, però il primo set ci abbiamo messa tutta, anche se abbiamo perso gli ultimi 2 punti. Però ci siamo lasciati andare appunto negli altri set e le cose che non sono andate bene sono la ricezione e il muro, secondo me. Comunque sia, siamo una squadra molto unita
anche se questa sera magari non sembrava. Arriviamo da una sconfitta pesante e quindi eravamo abbastanza giù di morale. Questa settimana ci siamo allenate molto bene e duramente proprio per affrontare la partita con lo Jesolo. Questa sera ha funzionato abbastanza bene tutto, abbiamo tenuto qualche palla in più in ricezione e anche in difesa. Quest'anno l'Asolo ha deciso di affrontare la Serie D integrando la squadra composta da ragazze molto giovani e cresciute qui ad Asolo, con nuove ragazze con esperienza provenienti da Serie C e varie categorie. Per fortuna, lavorandoci, dopo 6 mesi siamo riusciti a formare un gran gruppo unito e questo ci ha permesso nelle ultime partite di dare il meglio di noi e essere unite per affrontare anche stasera questa partita. Abbiamo sofferto un po' in ricezione il primo set, riuscendo comunque a trovare i cambi e le posizioni giuste per poter girare. È stato un set combattuto e siamo riusciti a portarlo a casa con un punteggio difficile. Poi a mano ci siamo sciolti e abbiamo cominciato a giocare come sappiamo e come possiamo fare, quindi con un buon attacco di primo tempo, riuscendo a impostare bene il muro sulle atlete avversarie, quindi bloccando i loro attacchi e creando spazi solo per la difesa. Dobbiamo guardarci sicuramente dal Laguna Volley, che sta continuando la sua marcia inarrestabile. Un'ulteriore squadra che vedo in crescita è quella che ci ha battuto la settimana scorsa, il Sandrigo. Stanno giocando bene, hanno un rollino di marcia immacolato, stanno vincendo tutte le partite ma esprimendo un buon livello di gioco.